perché io non so perché mi hanno scelto, beh, non lo so perché mi hanno scelto. Però vabbè, eri forte, dai. No, non scherzate. Ho giocato nel Napoli peggiore della storia, qui ci sono i giocatori alto mare. Luca non te la prendi, ma noi eravamo proprio, abbiamo giocato nel Napoli quello proprio da massacro, proprio massacro umano, cioè. Comunque abbiamo cercato di fare il nostro meglio, quello possiamo dire. Dopo io stavo in Serie A al Bologna e ho deciso di giocare Bologna-Milan e poi di giocare il lunedì, di venire a Napoli. Mi sono trovato a giocare Cosenza a Napoli in B, dunque è una follia totale, cioè nel calcio moderno non ci sarebbe nessuno che lo fa questo. E quindi ti rende molto napoletano questo. Dovete riconoscere questo, ragazzi, solo questo, dopo per il resto va tutto bene. Era questa la maglia che usavi, insomma, in periodo. Questa è la maglia, eccola qua. Ecco, Domenico me è infallibile anche da questo punto di vista, giriamola, eccola qua, sempre di Adora con lo sponsor Peroni. Questa era la maglia di mio fratello, è troppo grossa. Ma chi la metteva sta maglia? Ma dove stavo? Non eri più grosso, cioè il telaio non era più grosso a te, no? Questa è una XXL e io porto la media. Come funziona qua? Effettivamente, insomma, però. Vabbè, No, detto questo, mi sono molto divertito. Ho passato 3 anni, sono venuto con un contratto di 6 mesi, mi sono fermato 3 anni e mezzo. Senti, ma Novellino ti ha lasciato qualcosa, Zeman ti ha lasciato qualcosa, Mondonico ti ha lasciato qualcosa, no? Un sacco di guai. Bravo, tutti e tre, vero? Tutti e tre. Gli allenatori erano bravi, la società in quel momento lì non era proprio un granché, però alla fine dopo 20 anni siamo ancora qui, mi avete invitato, veramente grazie di cuore, ringrazio veramente gli organizzatori, non voglio fare nomi perché sennò poi dimentico qualcuno, ma veramente grazie, ho passato 2 o 3 giorni fantastici e speriamo di rivederci. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più di Ischia in questo